Questo è il mio slogan, vedo che ha avuto diffusione, ma direi che basterebbe guardare qui, Cerca del Poggio oggi avrà almeno 20.000 persone, stiamo attendendo per l'8ª volta il passaggio del Giro Cerca del Poggio e ormai questo è un muro iconico non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Quest'anno il Giro ha avuto sicuramente una grande presenza in vento con la partenza da Rovigo e l'arrivo a Vicenza, la partenza da Treviso ieri con l'arrivo a Nova Gorica ieri sera e poi la partenza di oggi da Fiumevento per arrivare ad Asiago e la partenza poi da Piazzale sul Brenta di martedì. Direi che ci sono tutte le componenti per dire che quest'anno l'evento è stato veramente rappresentato. Il prossimo anno c'è chi spera un arrivo di tappa sul Muro del Poggio. Beh, guardi, noi stiamo sempre lavorando, mi incontrerò con Mauro Vegni come tutti gli anni, direttore del Giro, uomo di RCS, mi incontrerò il 9 luglio, abbiamo già fissato la data. Lì cercheremo di capire quali saranno gli ingressi in Veneto da parte delle altre regioni e dopodiché pianificheremo ovviamente le tappe del prossimo anno, quindi non escludo che si possa pensare anche a questo.